Mancano 13 secondi al via per la quinta corsa, una prova per puledri di 2 anni, non vincitori di 4.000 euro nella carriera. Sono in 6 al via, 5 in prima fila, 1 in seconda. Con il numero 1 Eshal Mil, Giorgio Cassani, 2 Etereo Jet, Antonio Di Nardo, 3 Elixir, Maurizio Visco, 4 Eastwood B, Riccardo Pezzatini, 5 Electric DL, Aghim Pirenei, 7 Ele Lamborghini, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Favorito in chiusura almeno sul campo Etereo Jet, leggermente preferito ad Eshal Mil ed Electric DL, i due con quota uguale a 2 contro 1. 1,5 per Etereo Jet, gli altri in doppia cifra a partire da Eastwood B. La macchina inizia a prendere velocità e va a lasciarli con cautela Elixir. Parte molto veloce Electric DL dall'esterno che cerca di scavalcare Eastwood B, il quale a sua volta passa su Eshal Mil, poi Etereo Jet in quarta posizione avanti ad Elixir, quindi alla retroguardia e le Lamborghini. Electric DL ha preso la testa molto facilmente, ora rallenta il ritmo. 15,9 per i primi 200 metri di corsa, Electric DL in vantaggio, in seconda posizione Eastwood B, in terza Eshal Mil, a precedere Etereo Jet, quindi Elixir che buca di dentro Etereo, il quale inizia a scostarsi dai birilli. 32,5 per i primi 400 metri di Electric DL. L'Evo di Walter Zanetti e Ghim Pirenei prosegue da battistrada, guadagnando un paio di lunghezze su Eastwood B, che è affiancato ora da Eshal Mil. 48,8 per i primi 600 metri di corsa davanti alle tribune. Electric DL in vantaggio, Eshal Mil che progredisce al largo trascinandosi Etereo Jet, mentre galoppa Elixir che lascia in numero quinta posizione 3 Elixir squalificato. Gli 800 se ne vanno in 1,3,7 con un 31,2 di secondo quarto. In progressione Electric DL, Eshal Mil che cerca di avvicinarlo, poi Etereo Jet accanto ad Eastwood B quando siamo al chilometro che se ne va in 1,18,9. Electric DL stappato in questo momento da Ghim Pirenei, prova a resistere all'attacco deciso della femmina di Giorgio Cassani che va ad apparigliarlo completamente. In agguato c'è Etereo Jet, 15 di là, e passa Eshal Mil nei confronti di Electric DL. Etereo Jet che si mette in moto e inizia a recuperare su Eshal Mil che ha speso per passare su Electric DL a 200 dalla conclusione. Eshal Mil ed Etereo Jet completamente apparigliati, si entra in retta arrivo con Etereo che sembra avere azione nettamente superiore all'avversaria. Etereo Jet e Antonio Di Nardo portano a casa un facile assunto nei confronti di Eshal Mil ed Electric DL. 2-1-5 in numeri, 33-33, 1 minuto e 6 decimi gli ultimi 8, 1-17-3 il ragguaglio cronometrico. Michele Raimo al training del figlio di Igor Font e Sgarza Jet. Antonio Di Nardo, perfetto interprete, alla terza occasione buona, porta a casa la prima vittoria. Etereo Jet, lo riapprezziamo nelle immagini, con Antonio Di Nardo in sediolo, vince molto bene Etereo Jet.